E me loga sua parti ai monta. Una squadra d'amiconi, militanti culturali senza alcuna prevenzioni, ma distinto naturali, noi siamo carruconi di teatro nostrali. Noi possiamo dire, però non è più. Bon, e Petro l'ha detto di no, ma di no Petro Cortino, presidente dell'Asso del Teatro Nostrale, su borgo qui, sul tempo che tu hai vissuto, l'hai messo in scena per via di teatro? Sicuro. Questa pezza del Teatro Nostrale Remuscimborg, che è stata la nostra prima pezza, è stata ricacciata da tanti rigori dei cittadini, dai rigori dei cittadini di mio babbo, di mia mamma, di mie nonne, di mie messia, qui campando in carro di Loborgo, e partita da un ritratto di un carro di Loborgo, e mi pare che in finestre gli antisemiti ne tornano a parlare, a circolare, in portone, a cantare, a giocare come l'ha cantato Messia, a sera, a bigliare, in sicaruggi, a gente parlano ognuno in cui giocare, l'uomo portano le sue chitarre, cantare, i cittadini giocano a mezzo stralone. Era una vita paesana. E dunque, in questa pezza, tutti i stretti, tutti i personaggi famosi di Loborgo l'hai mintuato? Abbiamo intuato ogni po' di questi personaggi ben intesi, li lasciati vivi, i stretti di noi. Abbiamo soprattutto parlato di palazzi di galleria, su palazzi in due faranni in tempo assai cattucciati, perché la gente che viene a fare i serenati, giovanotti che vengono a fare i serenati, si rigione di noi cattucciati di notte, è stato quanto una parte burlesca di questo teatro. E per compiere? Era un teatro vivo, cioè di più o borgo, era un teatro vivo e che mi ha dato giusto appunto la volontà di creare questo teatro nostrale. Perché come il suo nome Alice è nostrale, è un teatro dei nostri luoghi. Una coscienza di parlare ancora di più la nostra lingua, perché è una lingua viva e senza aver parlato questa lingua, un po' con i amici, siete qui voi tutta a prova che la nostra lingua è viva e che ci tocca parlarla. E viva la nostra lingua e viva! Prevenzioni, ma distinto